Sono profonde le ferite che un anno di coronavirus ha lasciato sulla costa veneta, sia dal punto di vista economico che sociale. Nonostante tanti passi avanti, sul punto in cui quest'estate si troverà la pandemia, permane peraltro un pesante clima di incertezza. Alla prima riunione 2021 della conferenza dei sindaci del litorale veneto, che comprende i 10 comuni che dal tagliamento al Po sono bagnati dall'Adriatico, tutti sono d'accordo che bisogna dare continuità agli investimenti di promozione turistica, in vista di un'estate che, benché meno complicata dell'anno scorso, non sarà certo semplice. E noi vogliamo assolutamente tutelare le nostre imprese, i nostri lavoratori e il nostro territorio in generale e quindi anche investire nella promozione insieme con i consorzi di promozione turistica di tutti i nostri territori per arrivare ad un risultato, cioè quello che l'estate 2021 sia una buona stagione per tutti all'insegna della sicurezza. Le nostre spiagge l'hanno dimostrato, i protocolli sono stati applicati, le regole sono state seguite. Collegato in videoconferenza con i sindaci, l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara ha confermato il sostegno della regione alle iniziative che aiuteranno la ripresa del turismo sulla costa, ma per lasciarsi alle spalle la crisi di questo periodo c'è anche bisogno di un intervento di carattere nazionale. Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica e al Presidente incaricato Draghi per far sì che finalmente il governo prenda posizione rispetto al turismo non solo balneare, perché vogliamo essere solidari anche col turismo di montagna e con gli altri segmenti turistici, per far sì che il Recovery Fund o altre misure di sostegno siano strutturali e non episodiche, perché altrimenti veramente non riusciremo a rialzarsi da questo lungo periodo di pandemia.